Mi chiamo Porco Sebastiano, ho un'azienda sita nella Nurra, faccio un allevamento di ovini. Nella mia azienda uso delle leguminose, soprattutto sia il prete estivo che degli erbai autunno-vernini e anche dei subterranei. Dietro consiglio dell'agronoma negli anni ci ha consigliato appunto questi prati subterranei, un po' perché non si ara il terreno tutti gli anni, ma hanno una durata di 3-4 anni a secondo di come si infestano poi, diciamo, il campo, e quindi si ha un risparmio, diciamo, sull'aratura, sul gasolio e sul lavoro, e soprattutto hanno una resa anche superiore. Non bisogna, come stavo dicendo, a volte esagerare, ma tenere sempre una quota, diciamo, di erbai misti, perché hanno anche loro la loro risposta. Come qualità di seme per i prati subterranei uso semi in purezza. Io mi sono trovato bene ormai da tempo, ho cambiato varie volte, ma con i semi le qualità che mi trovo meglio sono sia l'Antas e il Campeda. Lo semino in purezza, il primo anno mischio un po' d'orzo giusto per coprire, perché poi va diciamo, a disperdersi l'orzo e rimane solo il trifoglio, e mi ha sempre dato ottimi risultati. Non mi piacciono i miscugli perché a volte non si capisce bene qual è il trifoglio che va più bene, diciamo, e poi magari a volte non bastano le quantità di seme che ci sono nel miscuglio stesso, ecco. E quindi preferisco appunto comprare i semi in purezza. Per quanto riguarda invece il trifoglio ladino, uso un bianco gigante e Uia, il nano. Come appena all'impianto preferisco mischiare anche un po' di trifoglio resupinato, sì, ma è una piccola percentuale nella quantità di 5 kg per ettaro. Per quanto riguarda la gestione delle infestanti, nel ladino riesco a sfalciarlo o trinciarlo durante l'anno, non ho problemi per le infestanti, mentre invece soprattutto il primo anno nel subterraneo spesso devo ricorrere a un Diserbol 2,4-DB, in modo che cresca bene e formi un tappeto che non dia spazio poi il prossimo anno ad altre erbacee. Per quanto riguarda la sulla, il pascolamento, se la pianta, il primo anno che viene piantata entro la prima decade di ottobre, si riesce a pascolarla dal mese di dicembre, da fine di dicembre, prima che inizino il freddo, la pianta che è ben radicata non ha problemi poi per lo sviluppo. Io la pascolo, diciamo, da dicembre sino a giugno. La sulla, le difficoltà della sulla sono che bisogna scegliere un terreno che sia possibilmente pulito, perché non si presta ai trattamenti diserbanti. L'altra difficoltà è che bisogna piantarla entro possibilmente la prima decade di ottobre, in modo tale che arrivi al periodo freddo che la pianta sia ben radicata. Bisogna fare un trattamento adeguato, il trattamento col rizobio. Bisogna preparare, oltre a preparare bene il terreno, far sì che il terreno al momento dell'impianto sia un po' umido, in modo che il rizobio abbia una risposta positiva. E poi anche sulla sulla, se c'è l'acqua, diciamo, l'irrigazione riesce a gestirla meglio sicuramente, perché appunto si può piantare a fine estate, diciamo primi di ottobre,
e quindi si riesce a portare avanti un impianto, diciamo, senza problemi.